si manifestano non si dicerebbe un po' che ci stanno scassando un pazzo. Ma che si crede? Ne distrugge la camorra che sonetta? E non ne capite che ci faccio meglio tra uno a uno? Secondo me hanno fatto con morto. Più io ci sto. Ma levate la cave, dai, 500 euro, non ce l'è, levate la cave! Non puoi dire Facciamo tutto no, ci hanno fatto un pochino per il scuola, a sinistra, a destra, non ti rimanete a campare, ci hanno reso a cimenetto! Così mio A da finita la sto! portano tu. Ma guarda tu, a da finita! Stiamo guaiando, ci hanno reso soldi, ci hanno fatto un buchino, anzi non un buchino, mezzo euro. Non stiamo facendo buttelle pazzi, ma per dire conto, al di là del fatto che c'erano questi 500 euro, ma poco ce ne facciamo? Casi ci restano in posti fatiche e ci sono stati tranquilli, noi siamo affaticati, ma sta opportunità non c'erano, che a morire siamo noi, e che a morire siamo noi. Ma pure prima che ci stanno a cominciare a scassare pazzi. E non vi preoccupate, che ora cominciamo a suonare. La camorra si è presa un altro figlio di Napoli, ma un 3% di camorra non può infangare e distruggere la nostra città. Io dico basta puntare il dito sui napoletani e dire che siamo tutti camorristi, perché non lo siamo. Napoli è conosciuta nel mondo intero per la sua bellezza, per l'allegria del suo popolo, per la storia che abbiamo e che ci hanno invidiato il mondo intero. Non abbiate paura di denunciare queste persone, sono persone come noi, è la nostra paura a renderli forti. Diceva Wojtyła che il male logora se stesso. Vedete da me, e insieme vinceremo questa piccola battaglia che sta infangando e distruggendo la nostra città. Adesso tutti quanti credo. Non
fisso per la Pomarolo. Mi ricordo la mia infanzia. Che famo, dice sì. Quando mi mangiavo una felle panechessa, mi pare che mi stai mangiando una felle di carne, una mottina, un biscotto. Ma tu che fai? Maria Rosa ma come mangiare si vede le Credo, vi volete mettere le scarpe vere che vi facete male ai piedi in tutto il reno. Ma no, Gigi. Mi ricordo ancora come diceva mamma quando mi chiamava. Piccini, venite che l'ho già fatto, non vi fanno capo marol. Uè, Annara ma l'hai fatto per tutto quanto? No, solo per creatura. Gigi, mi sto ricordando quanto sacrificio ha fatto la mamma la mia. E a lavare i scalpi ci tutta bella noi. Pensi che c'era una mano a mamma, non fai a lavare i scala. E ti ha fatto un barista. Ma purtroppo mi ha detto una misera settimana. E quando io ero a casa, ci ho detto i soldi mano a mamma e mamma mi ci ha 30. Ma io mi sono detto male i soldi che ci ho detto male perché erano troppo pochi. Che alla fine ci ho detto ma ci hai inventato un mestiere. Mi hai detto di provocatura a faticare. Pure che era più pesante il mestiere, Gigi. Ma per me ero onorato e mi ritiravo a casa e dice mamma, costare una cosa di soldi che io l'occhio in scala. Fammi cessare meglio. Stai facendo un provocatore? Dici, mi ricordo troppo 3 mesi che facevo provocatore. Ho detto Pisellini, Ciruzzo, compagno mio. Ci ha detto, ma che fa con questa cucchiaia a mano? Vedete conmigo, ti faccio biscottare una cosa di soldi. Vieni con me, non fare rapina. E ne sacci per rapine, c'ero... Ma perché? Non mi come si fanno le rapine? Buscami una cosa di soldi. Ma non teniamo nemmeno i soldi per giaccatte e pistola, non mi diamo a fare. Oh già, stai con me, anche buono, le pistole e te. A me sono a fare rapina, mi sa solo sta cucciaretta qua. Ah, perché pistola c'è te? Mamma, ma che cucinato? No, faccio capire. Sembra no. Mi promette che se sabato mamma pigli i soldi, ti accatto un bello cullazzo. Ma che è? Stai cagando su? Ma quando? Che trovato, lo già. Ti faccio lì. Ti faccio creatino. Che trovato? E tari? Che era mia? Cammina. Mi ricordo quando eravamo sotto la prima coppia. Non voglio mettere il scuola lo dice, mi tremavano i cosci. Esatto,
zitto! Allora sta! Dai sotto! No, non è te! Tocchi sei zitto! Non è te! Tocchi sei zitto! Tocchi sei zitto! Non è te, vicino! Vieni qua! Vieni! Guarda, sta scesa! Ecco! È sceso! Oh, basta! Ora! Mamma, quando torni in Zenz? E che ne sai? Fa una cosa, vieni da sordo, porta la cucca che già sei fatto tardi. Su 3.000 lì. E già, 3.000 lì. Che là da coppa 2.000 lì. Se non posso fare, tu devi faticare. Ma busco tema, andiamoci. Ma io ho capito pure il recchio, che sta un problema rosso. Oh, Salvatore, sarebbe, qual è il problema? E che chi può scornacchiare di ciccio fighetto, non ha capito manco cazzo. Che lì 4-5 puttanelle che essi gestisce. Non ci sta mandando più una lira a noi. Non sapete come sape Ciccio Fighetto quando parlate voi si mette vero 5? Ma io penso che quello che non merda non ha capito niente che significa mettere un vero sì. Perciò facite in cielo capi pure. A Zabato, lo dammi a me questo sfizio, ci faccio capire che poi ci da mettere per così. Quando facite quello che volete voi basta, non facete rumore. Non sei senza rumore, Zabato. So bene Marittia. Non Salvatore, a sto vedendo di merda questo tipo. Marittia, fa quello che vuoi tu. Basta che stasera mi fai arrezzare. Mi ricordo a Prato di che faceva rapine in coppiette. Abbiamo fatto rapine qualche camion, qualche macchina, qualche magazzino. E te si la verità, sì. Mi chiesero sotto il mattonello. Oggi vista domenica. Guarda, Secondo me Ciccio Fighetto non ha capito neanche un cazzo. Se non porta i soldi a Don Salvatore non fa tutto mangiare i cani. Ma io lo so, sbaglio che tu Salvatore interno per te la mano. Parte per favore, mi spara. Lo giuro, mi sparo. È la gioia più grossa che ho avuto. E quando mi hanno chiamato Salvatore. Invece, tu sai il motivo che ti hanno mandato a chiamare qual è? Non lo so, ci ho trovato dici. A me mi facesse piacere che tu facessi parte della famiglia mia. Sabato, come voi sapete, noi siamo a una lì, non ci piace stare sotto a nessuno. Poi sto compagno mi c'è rozzo, la facciamo le cose assieme. Ma con compagni tu non c'è stato un problema, perché per stare tutti che adesso vogliono di valore e sentimento bravo, mettilo tu. No, perché se non vogliono male, Sabato. Mi ha solo fatto sapere, mi ha una scancione, mi ha richiesto di far piacere di far parte della famiglia mia. A me mi fa piacere, Sabato. E dammi una cosa. C'ero, ma già fai mobile dare qua a chi stai quando mi sposo, mi piace? No, a me mi piacciono proprio. Ti metto la auto, po'. Se ci dai notte per una chiappa così, che si faccio, ma che fa?
Caga su, o ti sputo in faccia, ti fosse uapo. Se ti sentevo Salvatore ti era mandato a venire il carciofo. Chiedo scusa un attimo. Giovanotto, scusate se mi permetto di essere impertinente in casa mia, ma non vi sembra di non rispettare le norme della buona educazione? Dovete sapere la coppa d'oro, questo è un tavolo di valore. Ci ho andato a Salvatore. Ero pochi tempo che non ci prima. Come mai? I soldi quando ne pulito può buttare? Come mamma fa? Mamma fa pigliare per cose. Se mi voglio in cielo, vogliamo rispettare. Ma non andiamo buona così. Mamma mangia pure no. Giovanotti, abbiate pazienza, dite così a Don Salvatore che i tempi sono difficili, è un momento poco felice per il commercio, appena possibile... Non sono problemi nostri. Le famiglie che ce la danno a mangiare. Questa è l'ultima volta che veniamo cattivi. E basta. Capisci? Mi ricorda così che poi se ti dà la famiglia a un Salvatore. E abbiamo a mangiare una cosella di soldi. Mi ricordo che facete per salvare la macchina con compagni miei a Ciruzzo. E a rimoto che portava a mangiare a una buona mia. Mari, come sono questi cozzi? Mi piace? Buono, sì. Tanto un bicchiere di champagne, Mari, ti ho fatto un regalo, giuro lui. Ja, facciamo queste scimità. Giuro lui ci mettono una così. Ja, facciamo queste cose. Giuro lui ci mettono una così. Ti piace? Che bello. Bellissimo. Una meglio. Bella. Belle. Ma Cero ci ha già portato a mangiare una zuppa e cozze che Maria è come è stata bella. Cero ci ha già regalato pure una cittadina cipata, 30.000 lì. 30.000 lire, che sono 30.000 lire? Ma sei sempre lo stesso, io non c'è sta niente da fare, che la religione sta crescendo sempre e non ne può proprio aspettare. Faccio io, mi sta buscando 30.000 lire. Calma, 30.000 lì. Che c'è 30.000 lire? Adesso sto un po'. Calma. Ci regalano un magno, mi parla un po'. Calma. Parla un po', passa a te si racconta. Va bene? Adesso mi sta buscando, se non ne parla lui, Secondo me da ora abbiamo cazzo la banca e l'acqua. Tony che stanno allargando poco troppo assai. Io che abbastanza sa dare scuola sulla scuola. Hanno detto dovessimo per tutto qua. Andando, secondo me che avessimo fatto. A me piacciono le creature in deconno. Le creature ma non sono problemi. È giusto. A cominciare a morire rosse però.
proprio niente nella vita sua. C'è stato troppo sottovalutato. Lui che ha pigliato un provvedimento, ci ha organizzato e andava di tipo che ha fatto, ma la nozione la scritto del Con sabato poi ci pensi a organizzare la squadra e buttiamo tutto quanto in terra. Ma non andare a rimanere vicino a lì, preparate voi macchine della motocicletta, facciamoci la capire con sabato con un pazzino. Con sabato sarà servito. Mi ricordo prima qua che non è Alfonso Salvatore, mi tramavano che pasciava sotto. Mi ricordo che sceglietta dentro la macchina, sparava all'impazzata, ma non avevo coraggio di sparare a nessuno. Tu lo sai per quale motivo penso che non l'ha chiamato? No, dai, ci Salvatore dici. E ci ho compagno tuo Cerozza, ci ha tradito. E io volessi che tu mi avessi tu sta grande soddisfazione. Salvatore, non vi preoccupare, la faccio sta con te. Però non mi deludano. Non vi preoccupare. Gli amori sono da portare. Ieri sono stata al ristorante, sono mangiata zuppe cozze e vicino a zuppe cozze ho messo champagne. Wow, champagne! E poi belle buone, capito un po', tra un brindisi e l'altro, belle buone fatti. Ah, Mario, fai una cosa, chiudo l'occhio e metto la mano così. Io guardo, faccio, ma che stai dicendo? Stanno guardando tu quanti, per me. Questo fa, fa come Ricky, poi vino. Io chiudo l'occhio e metto la mano così. Cioè, guarda che come mette aí. Wow, com'è bella, Bella, proprio. troppo bella. Chi siete spose? Io so. Viaggia, noi io le porto a mangiare una zuppa e cozze, o champagne, poi le regale una cosa così bella, le regale in mezzo serie, chi siete spose? Non rimo che tempo. Io sono troppo contenta, fatta abbracciare. Ma che mi portate a fare cadere? Cero, ma parlando poco, che cosa stanno buone? Che mi parlano, come tre famiglie me? Cero, Salvatore ha detto che tu hai tradito. Io ho tradito, tu sei buono che ti hai tradito. Lo sai che tu ne hai tradito, non ce la mettere in capo a Issa che tu ne hai tradito. Adesso sto Salvatore, ma chi è Don Salvatore? Non Salvatore mi ha mandato a partire. Come mi ha scelto, non è mai. Ma era fuoco la macchina tu. La macchina mia, ma tu stai buono che... No, Cero, non ti preoccupare, già tieni una macchina pronta, i soldi stanno in, devi fare una rete, te ne fui. C'è tu? Salvatore, e mettete. Poi ragazzi, ma che fai qua?
Eh sì, c'ha la macchina c'è rossa. E fammi sentire, che c'è lo so. Non Salvatore, a Napoli si fanno tanti palazzi. Insomma, sei sicuro che me lo stai dicendo? Non penso che me ne hai una grande delusione. Non nessuna delusione, Salvatore, potete stare tranquillo. E dammelo a sì, perché da questo momento in poi tu mi sei figlia. Passavo tempo in Macetto Rosso, e diventavo braccio destro del Salvatore. In tutta la famiglia morivano per tutto quanto. Mario Palermo, Ciruzzo Gragnanese, Savi di Pala. Ma una cosa che mi è rimasta impressa è che andarci più notizie alla vita di un compagno di Ciruzzo. La vita fuori qui. La famiglia si sta allargando lo spazio è poco, perciò diciamo alla poca immundiza avanti qui, a allargare un poco territorio nostro. Andiamo a fare un regalo amicizia e barbette per gli sposi. Guarda che questo ti raccomando a te. Porto che consiglietta, senza niente bene. Un po' qua, lo sabato ti faccio una bella musica. Ancora. È meglio fare uno stile con la pista. Penso che chi si mangia pure la cicogna quando nasce. Sembra la parte Vicenza Barbetti. Vogliamoci. Auguri alla sposa! A Don Vincenzo Barbetti! Scorte che ci danno cara, bandare la massa turosa, alzare che fosse entrata, un volino a vedere che sente. Ti voglio mettere a guerra, ma non un regalo di matrimonio. Tutto che stanno avendo un regalo a casa scontro. Andando a lui per mettiti che c'ho prima noi. Pensi che questo è un regalo che me l'hai fatto tu. Stasera famiglia, che c'è il mondo, a bussa, si
Mario, tratta sta famiglia come tratta sta famiglia, perché questa te ne soldi e questa te ne figlia. E ricordati che sta femmina ha da essere la colore della capatoia. Grazie, Salvatore. È dovere. Mario, fammi cortesia, fa fermare poco la macchina, fammi fare 4 passi a piedi. Vai giù, accompagnato con Salvatore. Bella festa, veramente. Complimento, veramente, pure la sposa, bella come tu. Bellissima ragazza. Non mangiamo, sì, mi sono divertito con tutti che canzone bella, mica la guida. Niente, caso, ovviamente. La puntata è arrivato il tempo che cagnare. Basta con queste guerre. Portano solo morte e distruzione. Andiamo a polizia business. Appalti pubblici, cose importanti. Dici, sono 30 anni che facciamo questa guerra, come la portiamo a fine questa situazione? Con tua donna non si può proprio ragionare. Ci parli, capisci? Dici che tu? Dici, a differenza tua vengo da una famiglia benestante. Mio padre era professore all'università, mia mamma era insegnante alle scuole elementari. Pertanto puoi immaginare negli anni 70 da una famiglia di 2 stipendi si viveva bene. E a differenza tua, vedi, mentre per te sul pane Capomarola è un ricordo di infanzia, è un ricordo di fame, di miseria. Forse mi ricorda mia nonna, mi ricordo quando andavo a trovare mia nonna alla casa di campagna da Avellino. Era giusto un divertimento con i miei cugini. Mia mamma a me faceva il fette biscottate con il miele, perché poi ero figlio unico e diceva che il miele rafforzava il cervello per studiare. Figurati come avessi potuto conoscere questa miseria. E fino alle scuole medie i ragazzi, i miei amici di classe, crescevano come me, crescevano, come si dice a Napoli, in dove vendere la vacca, cioè ragazzi che non sapevano che esistesse la povertà. Credimi, fino a terza media non ho mai immaginato che esistesse la povertà. Poi mi iscrissi all'università e lì ho conosciuto una ragazza che si chiamava Paola. Io ero al primo anno, lei era più o meno già al secondo, al terzo anno di attività universitaria. E questa ragazza mi piaceva. Ho iniziato a frequentarla. Anche se ero più piccolo, volevo cercare di essere grande nei suoi confronti. E nel frequentarla, lei una volta mi porta con lei in una riunione di alcuni amici suoi, ragazzi di università molto più grandi di me, e lì mi fecero capire che loro erano un gruppo di terroristi, gente che combatteva contro lo Stato. E mi spiegarono che se volevo far parte del loro gruppo dovevo accettare delle regole. E la regola base era: in questo gruppo o se teno coraggio di sparare o se teno coraggio di fare carcerazione. Io coraggio di sparare non l'ho mai tenuto. E così accettai di farmi la carcerazione.
Poi dopo quella cosa fecero un altro agguato dove poi là successe l'irreparabile e mi sono fatti 20 anni. E la cosa che mi rammarica, sa qual è? È che io dopo 3 anni, a Paola, non l'ho mai vista più. E allora mi ha fatto una domanda. Io sto facendo 20 anni, ma perché? Per Paola? Eh no, perché non l'ho vista più. Contro di chi? Contro lo Stato. E sono 20 anni che mi faccio questa domanda. Chi è lo Stato? Chi è lo Stato? Invece lo Stato è gente che hai messo tu. E quelli come te, scusami se te lo dico, li avete messi in un posto di potere. Gente che non capisce niente. Oggi tu prendi un ingegnere che fu ministro della sanità, ma ci volessi domandare, ma tu che ne capisci una siringa? E allora mi chiedo, se lo Stato è gestito da persone che non sanno niente, io contro chi ho combattuto? Contro nessuno. Mi sa fu un caffè, Maria? Magari stai ingazzato. E come già sta, vicino? Come già sta? E perché? Mi hai fatto un castello, vicino, non mi manca niente. E tu sai la per fu castello ci vuoi sacrifici, no? Sì, vicino, non manca tu. Non ci stai mai, vicino, mai. Mari, tu sai che quando è morto un Salvatore tenga delle responsabilità. Gli tenga a gestire la famiglia. Sì, sì. A parte questo, la famiglia là è più importante che questo. Non ti permettere di giudicare questo, perché con te è una famiglia d'amore e te l'hai sempre dimostrata. Mentre con loro è una famiglia d'onore, è tutt'altra cosa. Responsabilità, vicino. Io viaggio in nozze, sto mamma ora aspettando, vicino. Tu non puoi tempo risolvere della situazione e ti porti a fare pure viaggio in nozze. Aspetta. Allora, sei solo, io lo vogliamo. No, facete con lui, facete domani, guarda te, Vincenzo ti ringrazio per la tua modalità. Ma ammiro te, vedi che tu sei nata in da miseria, in da povertà, e ti sei fatto uomo, ti sei fatto da solo, sei cresciuto senza un padre. Io adesso volevo dire, se tu fossi nato in un quartiere come me, con un padre che faceva il professore o con una mamma che faceva l'insegnante, avresti potuto studiare. Di certo tu non sei fatto camorrista, perché di indole tu camorrista non sei. E l'ha dimostrato nel racconto che mi stai dicendo. Cioè tu sei diventato camorrista per fame, per miseria. Beh, questa secondo me è una colpa dello Stato. Perché se lo Stato ti ha dato la possibilità di studiare, lo Stato ti ha dato la possibilità di poter crescere in un benessere diverso, una fetta di pane capomarolo non fosse un ricordo di miseria, ma fosse un ricordo di sapore. E rubate per fame, di certo non è rubate per sfizi. E rubare per fame, secondo me non è peccato, è come uccidere. O leone accide la gazzella, ma mica perché è cattivo. O leone accide solo perché si muore di fame. Non avevo più di piazza stamattina? Sì, me ne ci piato uno solo. Ma io avevo ogni Signora Amelia, ci ha permesso? Tras! Grazie. Come stai? Buonasera, ci do la nuova. Buonasera. Buonasera. Buonasera, sì. Buonasera, dove accomodarsi. Ah, grazie. Come mai che si fa? Guarite alla lezione, state prendendo in bagno, i manifesti, cose. Sì, sto prendendo tutte cose. Ma state già per lasciare la pubblica. Comunque però una meglio, così una famiglia numerosa. Però va raccomando, guardate come stiamo qua. Guardate poco, che miseria. Non mi preoccupate. Tu facendo su Vizia, non a sto giorno mia, non può fare pigliare. Quanti dato conosci? Mi sa che è una persona della nostra che già ci ha dato parecchie soddisfazioni. Alfredo Mariano, non so se si conoscete. Signore, è l'uomo del popolo. Sono solo da senza fare niente. Ci stanno problemi, ce l'ha portato un gatto e noi non abbiamo nessun problema. Ma amici, Noi vediamo quello che dice un gatto. non vi preoccupate, discutiamo voi. Chi sta l'apprezzamento di terra che verrà promessa? Qua ci costruiamo casa, palazzi, centro commerciale e soprattutto villette per ci tenere i soldi.
Dica buono, avvocato. Certo, Don Vincenzo, voi sì che avete fiuto per gli affari. Sarà un grande business. E con questo business ne avremo due poteri. Uno, che la camorra, oramai sono 80 anni che comandiamo noi, va giù. E due, grazie a quest'uomo, Alfredo Mariani, uomo del popolo, futuro sindaco di questo paese, avremo il potere della politica. E non è una cosa niente, ucraina niente. Bravo, vicino. Eso, ho potere della politica. Ma oggi a di Abu Dhabi ci fanno un po' municipio. Alfredo, mi dispiace te, tu sei un guaglione intelligente. Tu non la vita, ma tieni già la fascia. Oggi è un grande giorno, un altro traguardo è stato raggiunto. A volte i sogni diventano realtà, anzi, le promesse diventano certezze, come è certo che io cambierò questa città da così a così. E pertanto voglio ringraziare pubblicamente la signora Maria, moglie di un mio e vostro caro amico, Vincenzo Barbetti. Un applauso al sindaco. Buonasera a tutti, vi ringrazio. Io stasera sono qui per fare le veci di mio marito, che per motivi di lavoro non è potuto esserci, però presto ci raggiungerà. E ringrazio tutti, gli amici e gli amici degli amici, che hanno creduto nel nostro sindaco Alfredo Mariani, e anche il mio marito, che è un uomo che quando promette mantiene sempre le sue promesse. Signora Marisi, da più grande femmina in Napoli, di città a Don Vincenzo, potremmo sempre in tuo cuore. Mi piace essere come la signora Maria, bruna bruna, nera nera, vata vata. Facciamo un brindisi. Alla nuova giunta! Dammi, non succede! Lasciatemi! Lasciatemi! Che è scritto dopo giù? Dove mi state portando? Esci! Voglio, tu sai come funziona. La prossima volta ci incontra a noi. Pensa buono quello che scrivi, perché questo è solo un avvertimento. La prossima volta, a cominciamo la padre, la mamma, la fratello e tutta la settima discendenza. Io sono un giornalista serio. Io scrivo quello che voglio, questo è il mio lavoro. Voglio guardare. È bastata sta lezione. Hai capito che ho detto a me? La prossima volta che scrivi, non scrivere con quella camorra. E lascia stare la politica. Perché la gente come te fa una brutta fine. Oggi non ragnane, no?
morte di Salvatore, dove andava io capo. Incominciavamo a fare business a livello di costruzione, fabbricata. Una cosa era rammaricata, che sei sempre lontano dalla mia moglie. Invece, hai visto più di oggi, ma quanto è bello. Ma qui mo piglia. Ti prometto che rimane toccate, Carle. A breve. Sì, chi si promette, ma mandano mai. Perché mi hai cercato qualcosa che non ti hai cercato tu? Sì, tutto mi è cattato. Beh. Su ma sta ancora un viaggio in nozze, però, vicino. Wow, questo viaggio in nozze. Fammi sistemare l'ultima cosa e ti prometto che a 12 anni. Ancora, vicino. Mamma mia, non si fornisce mai. Allora rimane per morire, ciao, fa morire. Tu la vedi oggi rimane? Sì. E state zitti. Aspetta che mi avete fatto chiamare. No, prego, accomodatevi. Vieni, ci no, al massimo che volevo lui in questa operazione, una cosa assai bene. Picciara Panetta non aveva reccia stella, lo figlio nell'ombra che aveva. Si pronta all'era magenta facevano Amore, io quando prometto una cosa mantengo, ci metto un pochettino, però mantengo. Sì. Ti ricordo viaggio in nozze? È arrivato un momento. È tutto qui, tutto prenotato. Grazie, sì. lo fanno stesso, quasi tutti i figlioli del paese, a incrocia per cassone, ma sono contesa. Vabbè, mo basta. Ho messo ricerino, Finalmente. Voglio risere. ne parliamo in viaggio. È sempre più piacere, sti fronte all'era magenta te fanno su. Carle, ma chi sto fa sempre questo? La gente che voleva trovare una macchina qua! Facciamo andare ora, che si ci ragiona. Scusi, Facci budella, calate e cosa. Aspetta ora, ma posso cercare una cortesia? Come no? Dai. Come mettete in manetta? Facete una cosa a moglie prima che mi portano. Addio, si cosa? Mamma mai permesso. Gira tu, io cosa a moglie. Vincenzo Barbetta, sei arrivato a traguardo.
Ma mi sa, questo arresto ma vai se ne pure grato. Ti ringrazio, Vincenzo, ma non è una questione carina. Picardi, questo tantissimo. Non ho scappato, mi sembra la cravatta. Prego, Don Vincenzo, da questa parte. Grazie. Commissario, ce l'abbiamo fatta. Grazie, vai tu. Ma che non fammi un compagno tuo. Non te ne evitare lungo. Da questa parte, prego. Vedi, e che fai? Affri, sono venuto espressamente per te. Scopri, sì. No, grazie. Affri, la causa è finita. Vincenzo, sai, ha pigliato 20 anni. Mi spiace. Tu tieni che l'amicizia, magistrati, politici. A Roma oramai si è conosciuto. Mari, ma tu pensi che la politica può fare tutto? Ti avrei fatto qualcosa. Quando si parla di Vincenzo Barbetta, si parla del boss Vincenzo Barbetta. Credimi, da questo momento stanno tutti i riflettori accesi. Non ci potremo muovere, ho le mani legate. Non posso fare niente. Sono passati 20 anni, appena torno a casa. La prima cosa che ci fa, ci porta fuori a cenozza a mia moglie. Cara Maria, Sono il tuo amore, Enzo, che ti scrivo. per farti sapere che sto bene, come spero di te. Non puoi capire come ti penso, in ogni attimo della giornata. Non so più stare senza di te. Sei la donna più importante della mia vita. Ma come tu sai, io sono tanto forte per superare tutti questi ostacoli, Maria. Datti coraggio. Perché sono passati già 19 anni, manca solo un anno per abbracciarti e stare per tutta la vita sempre al tuo fianco. Sei la mia vita. A presto, sarò con te. Ciao, amore mio. Amo solo te, sì tutte cose mie, perché sia vita mia, sia più bella poesia, ma potesse stare istante senza te, che brividi d'amore, si va a te spuglia, amo solo te. No, se non finisci con scemo fuori bar, vai in zitto tutto nudo, te la vai a pistola con e ti metti a venire le sigarette fuori un Capitano, lo chiamo. Oggi la stuscia con scuola. Guarda, chi c'è il secchio? Metto il gemme. Chef, la tua carta, lettura del greco, una lettura annunziata. Abbiamo pure che le ci pigliamo. Ma chi c'è che non dà? C'è che va? Che sta scritto qua? Oi, Dio perdona, Gianni no. Paese arrestato noto esponente della camorra napoletana, 17 anni. Mamma mia, ma che manovato? Ma mi sa il giostro pane e creatura. Purtroppo non esiste più, la camorra nota è finita, sei tu. Finito! Ma non c'è più rispetto di allora. Ma mancano rispetto per noi. Non c'è È più- finita tutto. Non si capisce più niente. Oggi un maglione di 15 anni, un maglione di 17 anni, si mettono subito la pistola in gola e ci sparano pure a noi, sei tu. Non esiste.
Almeno se non sa che figlio è figlio. Se ne ha 80 raddoppio. Tu non sai di da fa. Ti dai là e le fa un bello servizio. Non mi preoccupate, Umberto, ho sapito. Poi queste cose non ha mai sbagliato. Ora siamo intesi. Sì, sì, è chiaro, rispetto è chiaro. Già sto telefonando, Per te, Espo? Hai capito? Stasera è turno raddoppiato, non torniamo a casa. Avanti! Rispetto allora noi ce ne andiamo. Dove andate? Vieni a cancia, accomodati. Chiamo pure a De Simone. De Simone! Vieni, accomodate. Scusate, ma che state? Accomodati, accomodati. Stavo spiegando un attimo fa Bonetta e Sposi, tu. Stasera è turno raddoppiato, non torniamo a casa. Ma questa sera deve andare È perché voglio un po' ospitare una parlata. Prego! Vieni, dai, vieni. Ispettore, queste sono le carte che mi sono arrivate adesso. Grazie. Poi, che dai diritti, De Simone. Dai, no! Stasera non torniamo a casa. Turno raddoppiato per tutti, è chiaro? Va bene. Rispetto, scusate, ma hai tenuto un appuntamento importante stasera? Ah, sì? Tu hai visto che arriva una carta a presso, De Simone? Stasera voglio non parlare, c'è tanto lavoro da fare, secondo me. Vi do giusto il tempo di fare una telefonata. Eppure ci mangia qualcosa, aspetta. Bravo. E poi chiama una pizza. Non sapevo su lei. Dottoressa? Commissario? Allora? Che mi dice? Classico agguato di stampo camorristico. Sì, sì, Aspetta, non ti preoccupare. È arrivato il commissario. Falla mia. Cangià, tienimi informato. Mi lascia il tempo di effettuare un esame più accurato e le saprò dire di più. D'accordo, mi faccio vedere certi uffici. Va bene. Poi ci raggiungi dopo. Babbo, babbo. Grazie. Commissario. Ciao, raga. Allora, mi spieghi che è successo? Commissario, io me l'aspettavo. Il ragazzo in ospedale non ha parlato e quindi secondo me era già annunciato. Quindi lei crede sia riconducibile all'omicidio del bar? Le prove certe non ce le ho ancora, però se l'esperienza non mi inganna dovrebbe essere così. Angarrato? Se la chiamate dopo. Secondo me puoi anche cominciare a fare le convocazioni. Infatti adesso provvederò e appena torniamo all'ufficio mi metto a lavoro. D'accordo. Va bene? Arrivederci, Ciao, raga. Impressionante. Voglio marcate proprio a pesto l'ispettore stasera, Altri 5. Io 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, voi. Come avevi detto dall'ufficio? Ispettore, lo sappiamo benissimo. L'omertà è una brutta bestia. Poi silenzi chi lo voglio in un coppo ospitale, ci è costata di 5 dollari. ma fino a quando si accirano tra di loro, ma che ce ne fotte a noi? Sì, tu, vuoi secondo poco, troppo tanta fila di danze come hanno fatto adesso. Canzone, hai contato 100.000 volte, veniamo a farlo vedere se No, ma tu sai pure che a me mi piace quando mi dici queste cose e quando mi conto. a te piacciono i media sgati? Era dopo. Io feci 20 anni, mi ho fatto in mezzo alla mafia. 20 anni. 10 anni, fu la terra. Però se do conto come fu terribile. Cannova tanto, invece. Tu sai quando arriva all'Emmetano siamo colosi, queste cose. Già sono in questo negozio. A po' tempo avvicinare alla cassa. Che ho 70 sbirri, già sei da rincia. E io per un cannolo. A Rizzani capo un cannolo. Un cannolo di fatti 20 anni fa. Che quella cosa sente mi spaventa la faccia. Per un cannolo mi fece 20 anni. 20 anni, per un cannolo. Per un cannolo. E chi sei E non ne potevi fare meno questo cannolo, dico, ma c'è per forza un cannolo. Ma che vuoi, siamo poi palermitani così, siamo colosi. E poi vi assai quando mangiavo. Adesso mi fece, forse ero destino che avevano arrestato. Scusate il sicurezza, Loris. Mi devo fare male. Dammi tutti i soldi, muovi, dammi tutti insieme, man!
Che fai? Piglia i soldi, muoviti! E che fai? Piglia i soldi, muoviti! Piglia i soldi che fanno malamente, ti chiamano una botta in fronte! Muoviti! Sta calmo! Calmo! Stai calmo! Ma dove tu? Dammi qua, dammi qua! Che si cade il pottonisce da cocconire il caffè, ok? Dammi, andiamo! Non è nato. Che fai? Che avanti? Grosseria! Sposta. Ciao amore, come stai? Come stai? Sta poco, Guardate, come stai? Mamma mia, che ma come fai di cascinare da mano? Come devi cambiare? Sei sempre con me. Vuoi vattene? Hai tirato la cagnata a te. Vattene. Io ci sono facile scopputtate, mamma mia, Razzara! La femminilità ne avanti ma quale femminilità? Guarda un provocatore, quale femminilità? Non penso che te chi so fare. Magno Siete sempre che vestiti, chi so Magno fare. ma che fai con te? Ma già faccio più. No, è bello che ti stanno messi vicino a te. Che tu vieni e ci sono parla di Che tu ogni tanto vuoi pagare mi spara prima mi tocca accompagnarmi. No, metti come ci Scena da stare! Sì! Fermati! State zitta! Puttana! State zitta! Vieni qua, Nobile, non ti muovere, ok? Ehi, chiave da che? Muovi! Non ti preoccupare, stai sculettati, sbenzino, non la fa muovere, ehi! Come ha fatto arrivare, me la date, come è bello! Non guarda, non la vedi, ehi! Guarda! Guarda! La città, guarda, ok? Non guarda! Stai zitto! Guarda com'è! Guarda go! Tu! Che non ci sei fatto! Che non sei fatto! Guarda come! Stai zitto! Stai zitto! Non navi! Deve stare morto! Non navi! Non navi! Non navi! Sì! Oh, lascia stare sotto, andiamoci, andiamo! Venimo, sì! Andiamoci, andiamo! Purtroppo i tempi prima sono finiti. Io mi ricordo a 17 anni un mastice vicino a me mi diceva ma pigliare un pacchetto di sigarette. Io correvo a pera, correvo anche la bicicletta, a pera ci a pigliare sigarette, un masso e diceva grazie che mi ha comandato a pigliare sigarette.
Oggi invece, ognuno ai 15 anni, ma la vita è oggi, è l'altro discorso. Che c'è, zio? Che c'è, zio? Ma ti prende le caramelle, le caramelle. Bella, zio, tu. Oh, bella, zio, eccola qua, amore. Sì. Vieni. Che c'è di agnati? Sì, tu. Ormai sempre frate. Ieri è arrivata alle 13. Non lo so, ho preso 9 anni. Para ieri, No, l'anno aspetta, passato. Amore mio. Ti faccio mangiare cannola un po' tanto. Ma volete, non mi fa vedere vent'anni carcere perché li cannoli non mi ci mangiate tu? Stai tranquillo, ora ne mangiamo. È perché io pure un cannolo e ti pigliate 20 anni carcere, ma che succede? Arriviamo a farlo coitare. Dire pizzerella, non una sape proprio. Il primo compagno che va a trovare, il più bello della vita mia sei tu. Adesso caro, sa vicino un cuore chissà lei. Oggi magari non c'è stata selezione alla fratelli lì, ma si può sapere che cazzo sta succedendo? E sa che c'è sta, che mi avrebbe già ciuppiato. E beh, chi aspettate che non fa nulla? Chi sta andando nella direttiva, andate lì? Che fa la direttiva? Già sono strunzi che fanno un sacco di istruzioni tra mattina e sera e mezz'anni. Poi mandiamo pure allo sparaggio. Che cazzo potete a fare noi? Scusate, un minuto. Stiamo organizzando, che stiamo aprendo. Vado a mo'. Ma tocca i cazzi che te tutti e tre. Artù, Alessa, è da pigiama. Io, Artù e Alessa. E rimani per l'aria condizionata appicciata, perché fanno cazzi cazzo. Ah, gli faccio l'ambre. Enzo, vieni pure. Siamo belli, O professionista. O professionista locale. Ehi. Vedi tutto ciò, un giorno sarà mio. Doing crazy dreaming. Ma perché tu pigli sempre con noi? Diglielo proprio pure a questo. Ah tu, diglielo pure tu. Senti, ma ci facilità di fare babysitter a questo. Ma può essere che ogni volta è sempre la stessa storia. E mo basta, morendo da villa, sempre la stessa cosa. E buttasse tutte cose in cuore, i papà ci tutti proprio cazzi, capì? E chiama fuori. fuori. Che bucchiare con con le cazzi mi benzina in cuore a me. Ma ti dica che problema, fammi capire. Ma qual è il problema? Guarda chi sto. Ma ti fornuto tutti e due? O che la gente va a sapere per farci in braccio? Non cazzo, sta manata. Sto ziccato, si fa una chiavata. Stai rimasto a casa tu. Mi stai dicendo un soldo. Tutta volta per aggiungere. Poi facito l'uomo, no? Vici facci qua, passa. Vici passano tre. Fatto giro, no? Capito? Se tu metti scommesso. Stamattina mi ha chiamato e ti...
Ariela! Siamo organizzati per sabato. Sabato a Roma, non sai. Mamma, i nipoti vostri stanno a cominciare a casare un po' mano, ma sai come c'è esagerare? E mai che non sa che lo so quali. Ecco, non solo vuoi. Secondo me i mariti ci mettono poco a salire e si ingolle. Cire, sono non ti preoccupare. Andiamoci. Ah, ma non mi dici niente, prima che tu saluti c'è che ho rischio a fare questo stile che stanno a capace. No, invece a chi? A chi gli dico una motocicletta nera? Chi le cava la ciletta nera? Invece, ma tu sei pazzo, che ne sono che non potevo mare gabbiani, i capezzoni loco basso. E chi ti ha finito a giusto il marito io tu? Se lo dico a te che mi si fa da che so dire. Ma tu a me me la dici, che è successo? Qualcosa? No, tengo un presentimento che il marito mi sta in aula. Antonio, per favore. Non ma chi so piglia se non lo pigliavo tu? Sta tranquillo, non ti preoccupare. Davvero tu allora? Oh Becky, sta tranquillo, mo ti accompagno, a te una casa. Amo. Uè. Che bella, Come ci sempre visto. E poi non lasciamo dietro. Che vale sempre che? Dacci, te non mi ha toccato. Ah, che non è numerato? Non mi mettere le mani. Perché da certo tu non me l'hai fatta amore come papà ti vuoi mettere Non mano? mi mettere le mani in cuore. Ma chi sei tu? Perché lasciamo dietro? Il È una naso. puttana. È una No, puttana. tu non è una moglie. Non mi toccare. Da certo ma te, non a te. Tu sei una puttana. Tu sei una puttana. Tu sei una puttana. Perché la certo? Non mi toccare. Ma ti stanno mettendo fuori. Ma che cazzo vuoi a me? Fai una puttana, fammi un po' da. Voglio sapere. Ya lasciamo dietro. Lasciamo, non mi toccare. Non mi toccare. Io già avrei a sorma che vai a casa e me ne dici vorrei marito ma chi si tiene? Ma tu l'hai sempre saputo che ci tiene una capa in merda. Ma e te, non ci mettiamo niente a prestare zoppo bicchiere. Ha vinto l'anno no disponente della camorra napoletana. E ha vinto l'anno che ha te sigarette da Salvatore. Non ti sta capendo niente più. E che devo finire a giusto mano in creatura. E ho belle di segre che fanno pure paura. Questi sono pericolosi. È pazzesco. Ma che è un'assemblea? Ispettore, il commissario mi ha dato questi documenti da verificare. Grazie, D'Agostino. Che siete fallite? Andiamo bene ragazzi, anzi. Si diceva, buonè? Non andiamo bene per niente. E cosa stanno buoni, ispettore? Ne sei accorto pure tu che cose non stanno buone. Bravo. Giorno, notte. Non ce la facciamo più. I maggi scordate pure la faccia da guaglione mia. Io una vita che hanno viga vogliono amici. Ma chi è, guaglione? Ma perché tu fai amore, sposo? Sì, buoni, facciamo amore. E poi siete fidanzati? Sì, ispettore. Ispettore, qua il problema sono i turni. Non ce la facciamo più. Ma è colpa mia se chi si accirano tutte le ore. È colpa mia se lo state ci abbandonate. È colpa mia se non ci pagano gli straordinari, se siamo rimasti in 5. Appunto, ispettore, siamo rimasti in 5. Vogliamo deporre le armi. Aiziamo bandiera bianca, canciamo. No, ispettore, ma qua bandiera bianca, però 14, 16, 18, 20 ore lavorativi. Qua bisogna lavorare per vivere, ma non vivere per lavorare. D'accordo. Ispettore, ma c'hai visto in faccia o no? È giusto, Bonè. Io vi ho guardato bene. E vi ricordo che siete poliziotti. Anzi, siamo poliziotti. E siamo tutti nella stessa barca. Io mi impegno a risolvere questa situazione. Però voi non mi avete a creare questi problemi. È chiaro? Io vi ho sempre elogiato, pure davanti al commissario. E vi ricordo che squadra vincente non si cambia, ma non si cambia nella buona. Nella cattiva sorte, lo sappiamo. A posto, cangiamo? Va bene. Bonè. A posto, ispettore, a posto. Bella, eh? È andata proprio bella immagine, signor Maino, qua. Questa vita quando è? Questa macchina quando è? Troppo bella. Bello mamma. E se ci passa la mia io. Ma secondo me, tu a stare manicava io non mi sta mai. Guarda che sta qua, bello, no? Beh, sicuro che sta bene.
Ma che se di andare a città, marcando malamente, lui e te. Ma dici vediamo di che sta qua. Stai, questa è bella. Ah, mo c'è ma dici che sta, ce lo dico, mi dici che sta qua. Lo so, si chiama una bella mano. Buongiorno signor me, ci avete conosciuto? No. Si mi vogliono Umberto Di Paolo. Ah, bravo. Buongiorno, signor me. Buongiorno a te, voglio dire. Di mano del capo che ci volessi pigliare una macchina 50 milioni amici, ci voglio fare un bello regalo. Bella proprio, voglio che sei il più bello regalo che potete fare. Ci sta una bella macchina e ce la volessi regalare. C'è un regalo, e questo è un bello gesto, è chiaro. Signor me, la macchina, non la voglio fare. No, che se non ci capito, no. Forse chi l'era là non ci capisce. La macchina non la voglio fare. Non nessuno ti sta dicendo poi la macchina, mi spieghi? C'è la busta paga, un modello 740. È chiaro no? E chi dai che ti piace a forza di soldi, per carità. Cioè, forse non ci siamo spiegato, oppure ci stiamo fraintendendo che parole. Io la macchina, non la voglio pagare. T'ha mandato Umberto? Umberto Di Paolo, lui si mi voglio uno. È possibile. Io ci credo, ma già c'è la verità, non ci credo. Ma sto capendo buono, non volete pagare la macchina. Avete capito buono? La macchina non la vogliamo pagare. Praticamente fai camorrista se hai capito buono. Io so che era una frenuta. Ma vuol dire un'altra volta, si mi voglio uno Umberto Di Paolo. A questo non mi ha fatto. Mi sono spiegato. E mo' alzatemi e chiate penna. Mangiateci pazienza. Facetemi a cominciare una, andiamo a favore. Signor me, noi ce ne amo. Ma non finisce qua questa storia. Vada in sempre la dai, mannaggia ma chi sono di merda veri? Ma non spacciamo venire! Ma è da fatica cambi! Sai, devo fare il rinnovo della testa, così si parla le facciamo. Chi è questa bella bambina? Olimpia, la figlia. Ciao Luigi, ciao. Ciao, qua stanno le chiavi, la macchina è pronta, gli dici che la tratta bene, qualsiasi cosa stiamo a fare. Va bene, arrivederci. Ciao. Non devi pigliare sta mano! Scendiamo! Sì! Sì! No! Stai là! Stai lì davanti! Dove avrà l'uomo? Dove? Dove? Ti muovi! Giampaolo! Un attimo che finisco di fare la foto e vengo, un attimo. Cazzo fai? La riduca, succina. Stai per vedere? E la vedi ci stai facendo aspettare. Andando! Ma che lucca da fare? Allora non ci stiamo capire. Sono 20 ore che passano. Ma ci stiamo pigliando per culo, no? A faccia e do calzi. E sta marando di crisi, oramai che mi fa? Se non beghi, come veronga con cosa a buono? 50! 50! Guardate, 50 euro in buono! C'era un prato sta neanche una in buono! Oggi ti messo 50 euro! 50 euro? Che ti vedrai? E date queste cose perché sennò ci mettono andare! Tino non ce l'ho, vedi? Tino non ce l'ho! Ma lui, sai! Vamo cercare! Guarda un poco qua da terra, si quattro mi cose. Gli tengo i capelli anche, andavano a chiedere la camera da me. Mimì, buongiorno. Vedo che il lavoro non manca. Bene, bene. Ma i soldi scarseggiano però. Così si lamenta, perché in bere una madonna è lì. Oh, ma che ti dico? Ma mi 3 soldi. Ah, paga, Mimì. C'è, pazzino. Ah, quello fa.
Ah, Mimì, allora ci devi scusare se siamo venuti con un poco di anticipo. Forse 7 giorni sono un poco troppo pochi, eh? E allora ci vogliamo pigliare stasera un bello caffè. A me è possibile mettere un po' di zucchero, Mimì. Invece a me ci metti un poco di zucchero in più. Tengono un po' la bocca amara. Io il caffè mo piglio. Grazie a una bibita ghiacciata. Sapete, caro? E chi le guagliò? O caffè non so piglio. Mimì, ci vogliamo stasera. Umberto stavo andando da stamattina. Sotto il sole, ma Mamma mia. Tutto sulla stamattina, già ci metti un... Vieni vicino, mi affaticato. Bello, Giurin. Ciao ragazzi. Pino Signancello. Buono. Ciao, ciao. Toto! Dove callo qui? Toto, è bene. Mi sa che tu sei sempre stata una persona per bene e puntuale. Ma mo sono 15 anni che non parlo. O si sta nervosendo un poco. Toto, mi sto smaga a cagare per un muscolo ma. Tanto chi lo sa che basta solo l'emozione, va? Lasci stare, che lei non può guaglione, capito? Ma ti faccio vedere che stasera porto pure i soldi. Non è vero, Toto? Marito, ricorda questo posto? Questa canzone? Dici che mi fa pensare. Stiamo qua, proprio a sto tavolo qua. Giusto 20 anni fa. Guarda mo. Tenevo fuori in do zucchero quando ho visto il biglietto con viaggio in nozze. E poi ho pure io da restare. Si scorda più di me. Mario, sai pure che mi state troppo amico. E sai pure che quando prometto mantengo sempre. Lo so, vicino. Non è stato colpa tua se questo viaggio non l'abbiamo mai fatto. Una volta per una cosa, una volta per un'altra, per i tuoi impegni di lavoro, la morte di un salvatore. E lo so pure che si lunga Ariel non si scorda Ariel. Io sono una femmina che stava aspettando. Bravo. Chi sta aspettando? Meglio. Sai che ci fa? Ci chiama da sicuro compagno amico. E come c'è tutto il giorno obbligato a sera. Si dà una caserella, coppa una montagna vicino a Palermo. E poi stesso all'altro parte a fare una crociera coppa meglio di casa. Ti piace? E comunque mi piace, vicino. Finalmente mi faccio viaggio in nozze. Però pure tengo una sorpresa per te. E cosa fa? Dici che ti dico, è una sorpresa. Guardamelo, vai, vai. Oh, BTG, tutto a posto? A posto. O Denisi, quando mi fa? Che ancora mi ha fornito. Cominciate a fare dei soldi. Oh, Francesco, caccia i soldi, Artù, noi mo ci stiamo accennando io, frate. Oh, ma tu come? Caccia i soldi, fammi presto. Ah, ma bella. Faccio un mondo punto stasera. Sara, come già fai? Poi riesco a dormire più. Come sta da fare? Sara! Ma che ci facciamo a grua nella cama fatica? Aspetta un momento, dove sta? Dove sta sta Che te lo passa, nuova passa. Grandissima Bucchi! Buchina a me, tu sei spudindanati alla volendo per filtrati, ne ci facciamo come te. Dammi studiato a femmina! Oh mamma, ma chi non ti stava stare? Io in casa vedo a Wall. A Wall da me! Grande caffone, tu fa solo marchetti e blond, che se sei fe blond. Può venire a droga, lo che basta, a Giarumiano ti e faccio divertire, guagliù. Non come te. Cadu ci vinna la droga. Non ti preoccupare proprio, non si scende a basso, da tre denti e ora più. Da già ci riascendere mamma! E la dietro! Arosta! Bucchi! Ricchio! La passa l'ua, la passa! Mamma, riascendere mamma! Amo, Dimmi, come mai sta cacciata? perché ti fa piacere?
Beh, quando arriva la carezza l'hanno so via. Ma mo tu questi spiega? Che ne so, fai che te ne fa qualcuno? Ma come ti è venuto in mente sta cosa? Una bella serata, perché mo tu sto? Vabbè, mi è sorto il dubbio. Oh, e te le ruasse dubbi. Visto si come è charmante. Non ha badato a spese. Azzi charmante. Stai quando viene a accostare sta stronzato così. È normale, che non abbassano abitudini per parlare a tutti e due. Buonasera a tutti. Ringrazio tutti gli amici che stasera hanno onorato il mio invito. Siamo qui per festeggiare, dopo 20 anni, la libertà di mio marito. E stasera non poteva mancare una mia carissima amica, Rosanna Cassini. Lei ha scritto una canzone per me. La voglio far ascoltare a mio marito. Canzone. Eccolo qua. Insomma. Dico 15 minuti, Ma dove va? Ti voglio troppo bene, tu per me si non mi vera e mi partire. È uscito Vicenza Barbetta Calera, chissà che intenzione tiene. Che intenzione tiene, Tony? Che ti preoccupi? Stamattina ti va preoccupato, Tony? Si lasciava abbonare un capo suo, un Salvatore. Ricorda chi? Ricorda chi tenevi in tuo clan? Mari Palermo, Ciruzzo Gragnanese. Sai come tu lo avevano con la pietra? Camulletto. Guardavano in faccia a nessuno. Benvenuto a Palermo. Don Vincenzo, si può accomodare. Franco, vai, andiamo diretto. Sai che pensi, Tony? Vincenzo Barbetta oggi è un uomo debole. Non fa paura più a nessuno.
figliolo. Sicuro? E non mettere in terreno. Senti, perché mancarti la cinese cose, ci porto giù. Però fammelo misto, candele, che frave, fammelo misto. Fammi fare una bella figura, vai a scopare. Allora, Pasqua, che ne mi chiuso giù. Senti, Pasqua, allora questi piccoli pasticcelli, loco. Grazie mille la torta, è già tutta lei, è innamorata. E che fai? Poi ci porta la torta e non fai io. Tu c'è una bottiglia di vermouth, non ci vuole una bottiglia di vermouth. Pasqua, non è tu quella cosa, è mo'. Voglio, ma ne dici tu? Sì, dolci piacciono sì, mi venga a pigliare le mani, l'altro mani, l'altro mani mi venga a pigliare sempre. Problema? Pasqua, forse non è arrivato a capire, a capire, noi ci mangiamo pure il petto. Forse non è arrivato a capire. No, non facesse, in realtà non sta roba, che mi fate Siamo, fammi, siamo pasticci. Zito, volete fare piacere? Come no? Tutto quello che vuoi. Ci dici a mia moglie come va a restare? Enzo, però tua moglie non fettai. Signora, ma che comprare con sta marito? Ma giusto che tu sei tu, ci voglio raccontare la storia. Io sono stato 20 anni, mezzo alla mafia. Tutto che tu successo, lei manco si può immaginare, ne passavo cotta e crudo. Una sera fece una retata, mi fece scolare la ricchia e io arrivavo a scappottare. E 7-10 anni, 10 anni latitante. Una sera per spizio, anche perché era annoiato, scendevo, e solo avremmo troppo potuto mangiare. Ma sono una bella vedere, signore, canno latante, ucialo. Non siamo la vettina picciuttetta, ma la picciuttetta verda. Vuol dire non ci portano un sparatore, una seconda di macchina, io scappottavo sempre. Un cannolo, signore. Mi fece 20 anni di galera per un cannolo. Un cannolo. Un cannolo, un cannolo. 20 anni di galera per un cannolo. Le cose ci va per fare fondente e me ne fai. Una femmina, una ragazza, no. verda. Scusa un attimo, Ora tu conta, non è che te parla. Che no? Sai che fai? Posa un minuto stato pare. C'è a fare sempre una bella canzone a me frate. Chi ha ordinato va a 3 kg di rango a piazza? E chi ha ordinato? È il nipote. E piglia sempre queste decisioni. E per giunta si sta portando pure a quelli due a presa. Stanno passando i guai nostri. Non ce la facciamo più solo isso e dopo dici. Tu chiagni care mie, ma non t'arrienne. Si triste e tutte e due per dimmo come una rondinella quando è autunno. Siamo sulle migranti e niente più. Ne fa solo figure in mente, solo tarantelle mi zavio. Ci dice che voglio parlare io. Le richiamare poco all'utile, sì. Terra d'amore, che l'emigrante non può mai scordare. Che isso, pure a Napoli, ha diventato numero 1. Chi si malò si può scoppare quello, zito? Chi stasera mi porta a Napoli perché è diventato campione in Ma Napoli? magari! E se no faccio a diventare numero 1 in Napoli sappiamo fare. Chi stava zucchero? Applauso Vincenzo, A me l'importante è che mi parli italiano, perché a me mi frega un cazzo che tu mi dici 3000 parole, io devo capire quello che tu dici e quello che sta a fare. A me mai che tu vieni qua e mi vieni a culo a me. Roma, allora, io metto 1000 euro, tu mi metti un altro 1000 euro, a di 2000 euro metti di mani, mica. Signore, devo fare una sorpresa. Aspettate ma. A lui mi dite un attimo, Prego. Guarda cazzo, ti vado quasi 1000 euro, ma che dico? Ma niente, amore, diciamo a fare una bella rapida. Recuperiamo su. Quando va bene? Dopo 20 anni ci facciamo prima la data. Voglio che Gesù Cristo è grande. Anche se si può i cristiani comunque sanno scontati 20 anni di carcere. Un Natale ci vogliamo cominciare a fare pure allora fuori una volta.
parte che sono uscito 4-5 mesi fa, non pochi più. E da questi 4-5 mesi mi dicevo, ma che trovo Vicenza, ci stiamo se non va a Natale, ci ti faccio una bella figura in merda, ci sta loro ma è meglio che ci va, pure perché se aspetta un benissimo, mi trovo, è un po' difficile. Per gli impegni che ci sono, diciamo. Ma perché che stai facendo in buono? Ma a livello di cantante, ho aperto un'agenzia, diciamo, sto gestendo dei cantanti partenopei, metto a Piano Maglione alla Sicilia, l'ho portato a Napoli, sto andando proprio alla grande. Ti do i soldi in mano a te e ci pensi tutto te. Quando parli con me, stai andando a casciaforte. Grazie signore. Mi sono messo a fare uno sport giusto per stare in attività, sarebbe come ci mancava una galera. Ti ricordi come desideravamo questo? Lo desideravo. Purtroppo è venuto un momento che ci mangiamo assieme a tavola, lei a casa. Allora ti faccio assaggiare pure un po' di limoncello paesano che fa mia moglie. Avanti! Oh, buonasera dottoressa, prego, si accomodi. Che ci fa qui a quest'ora? Ti ho portato i risultati delle autopsie. Grazie. Io ero pensato di fare uno sport quando usciva carcerato, ma il pallone non sa spaziare, il tennis manca. Che sport mi mettevo a fare? Coppa internet ho trovato questo sport che a Romero che ci incontriamo, a volte facciamo le esercitazioni, comunque con che fucili, che pistole, cioè con armi similari a quelle vere. E ci divertiamo, ma una volta ogni tanto facciamo pure qualche gara, per esempio noi che ci chiamiamo i mastini napoletani, contro qualche gruppo e facciamo sta gara a fare prigionieri, a fare morti, queste cose che è tutto un gioco, è tutta una cosa finta. Dimmi una cosa, dici, ma di sti amici di tuoi, e lo passano si arma e ci porti la mano, e ci mettessimo chi lo vede, ma avessero una mano a Paluzzo Napoli. Non lo so, ci potessimo parlare. Finalmente una serata grazie a Dio, Guarda, ci voleva proprio. Mamma mia, sti ispettori ci accisi la salute. Tutte le sere questi morti accisi, tornerà a doppiare. Ma non è manco colpa sua, capito? Il commissario sta sempre a rete, capito? Forse solo che dice. La dottoressa la scientifica, sta pure un cuore. Un cuore, può sentire a noi, Andrea. Sai cos'è? Questo ufficio sta diventando la mia seconda casa. Posso farlo? Lo faccio con una poesia? Sì. Tutta è scritta a Napoli in canzoni appassionate. Tutte le bellezze di Napoli sono state decantate. Che ne diresti di uscire un po', un buon bicchiere di vino, una cena, 4 chiacchiere? Sopra, da amore e femmina, c'è nata a Napoli, non ci può morire. Ha tutta l'aria di una proposta, eh? Sì. Ok, accetto volentieri.
Voglio, si ci ha scassato cazzo. Mi sei buttato a lamentarsi da battere chi l'hanno a piazza. Ma che tu ne sei? Questa resta? E che ricetta? La moglie padrona bella cazziata. Avevo ragione, Artù. Ma tu cresci, tu vuoi rimanere sempre piccirino, fammi capire. Ma che sono un momento lo zio amici. Mi cacciano un po' che palle. No, forse non avete capito. Così a questo ci fa tagliare il palla. Ma tu stai con noi o stai così? Da decidere. Oggi io non so stasera a capo che sta dicendo. Ma saccio solo così ancora troppo rossa. E te ne sotto un sacco di gente che va bene. Alessandro, non pazziamo. E noi facciamo diventare piccirino, perché adesso vanno ancora più bene. Oggi ma parliamoci chiaro. Ma forza nostra qual è? La forza nostra siamo noi che siamo giù. Lo zio si sta facendo vecchio. Sta pensando solo a film e droga. Il momento lo ammazza a essi e a chi l'ha di uscire. Lo fa sempre guaglione. Non sono guaglione nessuno. Fammi vedere che stai a fare. Io sto con questo. O vedi tu quello che vuoi fare? Enzo, veramente un fratello sto è poco è il cagà hanno sotto è tutto è che molto che stanno facendo. Ma che? Ma ne hai visto chi stanno fatti? Chi l'era nel tuo fratello cazzo? Cazzo, c'era tre puppetti. Vabbè, a chi annuncia, ne fa solo un buchino. Che schifo, che l'hanno combinata a chista. Questa è la fine che fa la gente ci facciamo, ui. Da chi sta, tu? Se non moriva a cucinare a 15 anni, moriva la nemica, stu. Oh, ya chi sta, che l'hanno combinata? Si giuro ne coscia a chi sta per volta, sa. Ah, che si chi sta? Peppa mitraglietta. A chi sto uccidendo, a chi sto uccidendo con urtirle santo canno. Aspetta, ma c'ho tempo. Perché è sposo? Io sto messo a mangiare una pizza che voglio una. Ma perché fai amore, è sposito? Sì, aspetta. E fai una telefonata, dici che non ci vai. Ma tu sai? Perché si una mangiatina, te. Cangiano, dai Simone! Ispettore! Facciamo fatiche con lei. Sai a chi? Sai come lo chiamava? No. Stefano Pannopello. Stefano Pannopello? Suo figlio bucchina la mattina si faceva i capelli con Pannopello. Ma fanno dei voci. Rispetto a me. Passati, rispetto. Stefano Pannopello, Peppa mitraglietta. Se ne messo di tempo per ordinare, Dottoressa. Mangiamo da Simone, facciamoci ciuccare. Brava, Vespo, va a fare la telefonata. Allora? Ho seminato i corpi, sempre la stessa storia. Stessa arma da fuoco, stessa modalità. Buonasera, mi chiamate l'ispettore Picasso? Sì. Prego, dottoressa. grazie. Buonasera. Dottoressa. Grazie. Ad ogni modo ti porterò rifatti domani in ufficio. Va bene. Aspetta, è arrivato un magistrato. Wow, cagamiento di cazzo. Ok. Ispettore Piccardi, buonasera.
dottoressa. Ci sono novità? Ho appena finito di parlare con il medico legale. A quanto pare siamo in un vicolo cieco. Quindi non riusciamo a risalire al mandante di queste stragi? A quanto pare no, bisogna ancora indagare. Sigarette di contrabbando, un arresto. Non sono meglio che stiano le sigarette, che vengono le sigarette che la fantasia. Hanno ruotato a fatica a tanta gente, perlomeno faticava. Blizza ai quartieri spagnoli, trovato Arsenale. Stanno saliendo pure questi guaglioni dei quartieri spagnoli. I tempi sono cambiati, chi si fanno paura. Strage perfetta in villa, esecuzione di stampo militare. Dottoressa Sorli, come mai mi ha mandato a chiamare? Senatore, io l'ho fatta chiamare per scoprire i mandanti di tutte queste stragi. Come mai ha scelto me? Ho scelto lei perché, primo, lei rappresenta lo Stato e secondo, perché è del territorio. Bene, l'aiuterò senz'altro. Voglio un cazzo sta capello più nero. Chi stanno decidendo di favorire a tutto quanto? Chi sto? Ma chi sto chi? E che sto bene, che non si sa di cazzetti. Chi sta secondo me è lo Stato che ci si fa fuori? No, secondo me no. Invece secondo me è qualcuno nuovo che mostra scena. Non credo, non sono esecuzioni di clan. E se non so clan, ma chi cazzo è? Voglio, ma se non è lo Stato, non so che famiglia. E che se che dovevamo cercare di capire? Hai capito? Il magistrato sta indagando, ma che cazzo sta indagando? Che cazzo di loro i problemi subito li risolvono però. E chi è che sta vuole? Ci vanno a mezza tutto quanto. Questa è una cosa che potremmo sapere solo stasera. Ma che torna male che abbiamo a Roma. Dicevo, ti volevo chiedere una cosa. Ma di tutte queste stragi che stanno succedendo tu non sai niente? Senatore, in da vita si sa tutto e non si sa niente. Ma perché? La gente sa tu come sei diventato senatore. Tutte queste stragi stanno facendo troppo rumore. Io ho bisogno che lei indaghi più accuratamente, senza tralasciare nessun indizio. Non si preoccupi, dottoressa. Faremo il possibile. Amo, come mai sta scena stasera a lume di candela? Maria, per dimostrare il mio amore che provo per te. E naturalmente per festeggiare la libertà. E sia la cosa più importante. Grazie Nicoletta. Prego, buon appetito. Grazie. Amore, assaggia su sciurili imbottito. È proprio saporito. Quindi organizziamo subito delle squadre e pigliamo informazioni dagli informatori, spacciatori e tutta sta monnezza di clan locale che ho conosciuto. Va bene. È chiaro? Noi dobbiamo riuscire a capire questi stragi per conto di chi si fanno. Vorrei quando ti chiami scattare, capite? Aspetta, ho già messo 5 minuti, ma. Corea, giusto mezzo. Aspetta, io che fermo non ci va. Corea, io so chi ho me te, fallo, sono d'arresto. Vorrei fammi capire che sta succedendo. Aspetta, non faccio proprio niente perché si stanno cagando su tutto quanto, giusto? Ah, pure allora. Riccardi, che cosa? Arriviamo subito. Mangiano. Mangiano ci dobbiamo muovere. Pigliate una volante subito. Venite qua. Sì, Canciava, vi sto aspettando da muovere. Forza, portate a te Simone e gli altri. Sì, è successa una cosa. La strage extracomunitaria. Mi dica, senatore. Dottoressa Sorli, io ho provato un po' a chiedere in giro
E da una prima analisi io non so spiegare, non so. Oggi, ma che state organizzando? Stiamo parlando di come sta iniziando anche sotto il sole. Certo che si viene zitto, sente. A sti pocazzi, mi si viene a zitto. Hai visto che ha fatto? Ha fatto una cassa puzzata. Ha detto che venivo con compagni e guarda quanta gente sta là dentro. I soldi sono usati che non siamo abituati a vedere con questo. Comunque ispettore, di Ciro Di Vivo, Ciro Cirello e Donato Cozzolini nessuna traccia. Evidentemente al momento non erano presenti. E allora Cacciapo, fate una cosa. Tu e Daino, cerchiamo di rintracciare questi tre per vedere un po' se li interroghiamo, riusciamo a trovare qualcosina, non lo so, qualche indizio. Quindi mettiamoci al lavoro. Ok, ispettore. Ti prego abbracciami e non ti fermare mai. Sulle navi su. Come le dicevo, dottoressa, questa è la villa di Ciro De Vivo, boss dell'omonimo clan. Bella villa Picardi. Si trattano bene. Sì. Dai rilievi fatti dalla scientifica e da quanto detto dalla dottoressa Caroppo sembrerebbe essere usata la stessa mano delle stragi precedenti, quindi siamo ad un punto d'arresto. Però posso dirle a questo punto che queste stragi colpiscono la fascia media di tutti i clan e che in villa non era presente lo stesso Ciro De Vivo con la moglie e i due luogotenenti Ciro Cirelli e Donato Cozzolini. Quindi noi dovremmo cercare di scoprire, di conoscere qualcosa in più, visto che conosciamo un po' queste persone, ispettore Picardi. Cosa ne pensa? Sì, infatti ho messo già i miei uomini sulle loro tracce, appena saranno disponibili le faccio sapere e le do qualche notizia più dettagliata. Nel frattempo ci spostiamo da quest'altra parte e le faccio vedere dove abbiamo rinvenuto. Dentro casa non resterò, sentirò molto profondo, dentro dell'albero, sarà sempre difficile mandarti via.
Io per una parte questo sapere chi è. Però poi pensando c'è buono, chi ci sta andando una mano? Stanno quando sta munnezza a mezzo. Buonasera a tutti. Stasera siete tutti qua riuniti perché un caro fratello mio, e forse voi lo conoscete, ha qualcosa da dire a tutte quante. Vincenzo Barbetta. C'è zitto questi mesi qua. Prima di tutto voglio ringraziarvi perché stasera state qua. Secondo, vi chiedo scusi se ci fate pulizia a casa vostra. E da che si bussi giallo, sta tutta la verità. Non l'ha fatta per siete di successo. Perché a me la camorra non mi appartiene più. Voi che siete camorristi, a voi dove sentite l'acqua, vi danno guardare tutte cose. Viene di me per sta gente giù a questo carcere siciliano. C'ho direttamente un camera a Monnezza. I dai siete famiglie vostre, monnezze, creature, drogate e squilibrate. In tuo sistema tu me la sta. Mi ha pensato a quelli di sacco, senza sapere chi teneva la vicina. Gente che non ci pensa due volte per la capo. Gente che va stare in terra per un pacchetto di sigarette. Monnezze, che non è degno di campare. Non l'era mai pensato, che dopo 20 anni di carcere era Poluzzo Napoli. E a chi? A gente come me, sa Poluzzi che ci ha fatto è per rendere Napoli meno inquinata. Perciò da oggi in poi cercate di farlo, perché lo Stato siamo noi. Vicino, dici la verità, a me questo film mi è piaciuto. E poi ditelo, un camorrista per bene. Dice, secondo me quel regista che ha ingasato le poche mani perché ha dimostrato una Napoli piena di camorra. In realtà la camorra a Napoli c'è sempre, nessuno lo vuole nascondere, ma è un 3%. È un 3% di camorra. Non può infangare una città, non può spulcare una città. I napoletani, Napoli, una città che la mattina si scende e la gente va a faticare. Ma poi siamo famosi nel mondo per tante cose, a fuori della camorra. La nostra arte culinaria, la pizza, la sfogliatella, la pastiera, lo stuffalo, o il nostro teatro, Edoardo De Filippo, il nostro cinema, Cultura Topo, Sofia Loren, la canzone napoletana, l'unica da tutti in tutte le lingue del mondo. Allora io volessi dire una cosa, basta puntare il dito sui napoletani e dire che siamo tutti camorristi, perché d'altronde Napoli è una città che cazzo.